Presidente Romano, allora un appuntamento diciamo nazionale oggi a Padova per mettere l'attenzione sull'innovazione, quanto importante sia oggi anche per la bonifica. Sì, oggi iniziamo questo percorso a livello proprio nazionale, abbiamo chiamato l'innovazione dei consorzi a livello nazionale, è un approccio diverso che vogliamo dare per far capire molto meglio ai cittadini veneti, ma non solo, anche all'Italia, quanto innovativi siano i consorzi, sia nei procedimenti, sia nelle procedure che nelle strutture. Ricordiamo sempre che i consorzi sono una realtà a sé stante e stanno lavorando in modo innovativo sia con metodologie, sia con funzioni, sia con capacità e mezzi, appunto per dare risposte nuove a un nuovo modo di essere del territorio. E dal Veneto partono anche dei progetti pilota che dimostrano come c'è nuova tecnologia, nuova innovazione, ma anche con bassi costi. Sì, il Veneto in modo particolare ha sicuramente la produzione idroelettrica innovativa, quindi con situazioni innovative rispetto al passato, ma quello che noi stiamo portando avanti sono sicuramente il recupero delle cave dell'alta pianura, i pozzi bevitori per ricaricare le falde, perché ricordiamoci che le falde sono estremamente importanti non solo per l'agricoltura ma anche per tutto il sistema acquedottistico veneto. Qui vicino a noi vediamo alcuni esempi appunto di pozzi bevitori o di aree di infiltrazione dell'acqua di superficie che va a ricaricare le falde. Guardando al domani ci sono novità istituzionali con tutti gli appelli che avete fatto, si sta costruendo squadra, si sta facendo squadra. Sì, si sta facendo squadra con l'incertezza politica di questo momento, è evidente che c'è una grossa incertezza, speriamo che questa incertezza venga superata per continuare quel lavoro importante di prevenzione che i consorzi di bonifica nazionali stanno portando avanti.